Un servizio significativo a chi è affetto da cecità è offerto dal Sistema Bibliotecario Provinciale di Rovigo. È il risultato del progetto Libro Parlato, presentato il 15 giugno a Palazzo Celio. Si tratta di un'iniziativa del Lions Club di Verbania, curata in Polesine dai Lions di Badia e Rovigo. Una storia che risale al 1975, ma che ha una radice anche più lontana. La nostra associazione è la più grande associazione mondiale di volontariato e nei riguardi dei non vedenti ha dato, oltre al libro parlato, altri service come quello del bastone bianco che è partito dai Lions, come quello del cani guida per i non vedenti. A Verbania noi abbiamo istituito da 25 anni un centro per far sciare i ragazzi non vedenti ed è il club degli sciatori ciechi, e poi ci sono altre iniziative nel mondo che sono coordinate a livello internazionale, come quello di combattere la cecità da fiume, che ha riportato a milioni di bambini africani a riottenere la vista. Per quello che riguarda noi siamo solamente contenti e anche molto orgogliosi di aver firmato oggi questa convenzione con due club prestigiosi e una provincia prestigiosa dell'est. Noi siamo invece l'ovest, perché il servizio copre tutte le regioni e tutte le province d'Italia, quindi noi cerchiamo di intensificarlo soprattutto nelle province meno vicine, e Rovigo dista da noi 350 km. Oltre 7.000 titoli con opere per ragazzi di narrativa, saggistica, religione, politica, musica e teatro sono state lette e interpretate da donatori di voce e costituiranno una vera e propria biblioteca sonora a disposizione di ciechi o ipovedenti. Oggi arriva a maturazione un percorso iniziato qualche tempo fa. E ne sono veramente felice, perché quando abbiamo progettato di portare a termine questo service abbiamo detto chissà se ce la faremo, però con perseveranza ci siamo riusciti e in collaborazione con la provincia, e ringrazio tutti davvero. Per strada abbiamo trovato il dottor Fumetti. In itinere mai trovato, però se ti ricordi quando l'hai proposto è stata la mia compagna Ornella che ha detto sì, fallo subito. Quindi ringraziamo anche lei. Comunque sono molto contento, orgoglioso di aver fatto questo service e di aver partecipato a questo service. Delle 53 biblioteche aderenti al sistema bibliotecario provinciale, 12 per ora offrono un servizio d'aiuto all'utenza disabile con uno spazio attrezzato. Gli audiolibri sono disponibili gratuitamente su CD, MP3 o scaricabili da internet, e dalle biblioteche saranno assegnati codici di accesso al sistema in tempo reale. La signora Barison ha condiviso con il Lions Club di Badia l'iniziativa fin dall'inizio. Sì, è vero, e ringrazio per essere arrivati oggi al completamento di questa bellissima iniziativa. Penso che un grande lavoro comunque spetti ora alle biblioteche, da questo momento in poi, che sarà quello di diffondere sul territorio la conoscenza di questo meraviglioso servizio. E quindi non ci resta altro che rimboccarci le maniche e partire con il vero lavoro sul territorio per sensibilizzare la gente e chi ne ha bisogno e che non conosce questi servizi. Alla sottoscrizione della convenzione da parte dei presidenti dei distretti Lions e dell'Unione Italiana Ciechi Polesana è stata presente la presidente della provincia di Rovigo Tiziana Virgili e l'assessore Laura Negri. Oggi è una giornata importante sotto il profilo dell'inclusione sociale per le persone affette da disabilità visiva. Sì, credo che sia veramente una data da sottolineare, perché come ho rappresentato prima, io sono fermamente convinta che una persona può essere intimamente connessa al contesto sociale dove vive se può beneficiare di tutte le opportunità che vengono fornite ai loro pari senza disabilità, e credo che la possibilità di poter leggere un libro sia un'esigenza avvertita da tutti. Il libro parlato mette proprio tutte le persone nella facoltà di poter leggere, se non con gli occhi, ma grazie alla voce di chi la mette a disposizione per raccontare. La lettura è fondamentale per il nostro benessere, a tutte le età e in ogni performance fisica. I racconti sonori aspettano di essere ascoltati e sempre più diffusi.